Siamo qui con Francesco Staibano, il presidente, e Stefano Fratini. Chiedo subito al presidente, una vittoria importantissima, seconda vittoria consecutiva, sensazioni dopo la partita? A noi fa morale, quindi siamo pronti a ripartire dopo un periodo un po' così. Contro il Cottini comunque sempre con noi tutti se la devono sudare, siamo un'ottima squadra e lo dimostriamo sul campo, quindi siamo pronti alle nostre battaglie e puntiamo ai playoff tranquillamente. Hai già detto ovviamente l'obiettivo sono i playoff, adesso salite a 35 punti in classifica, vi chiedo quali sono secondo voi gli avversari più pericolosi? Guarda, su questo è più esperto il capitano, gliela lascio a lui sta domanda. Beh, allora, le prime quattro squadre secondo me sono di un'altra categoria in questo momento, poi dopo vediamo come si mette a fine campionato. Noi ci giocheremo i playoff probabilmente con Ragnatela, Gianicolo, Venere in bikini e il Tony Ponzi si è un po' allontanato dopo questa sconfitta di questa sera. E la cosa che più mi preme dire è che quando siamo tutti come questa sera, che siamo 12-13 persone, 14 persone al campo, abbiamo la possibilità di fare dei cambi che poi alla fine possono essere risolutivi per la partita, come è successo questa sera. Giusto. Allora, hai detto che ci sono 4 squadre che sono di un altro pianeta, secondo quelle che sono state 2 parole. Che cosa vi è mancato in questa stagione per essere al pari di queste 4? Beh, forse l'ho anche appena detto, nel senso che noi abbiamo fatto delle partite in 8-9 persone contati, anche in 7 a volte, a questi livelli devi avere dei ricambi tutti di ottima qualità, come avevamo questa sera, avevamo 13 persone col doppio portiere in panchina e le altre squadre, se guardiamo soprattutto poi il Football 8 che è quella che ha un organico probabilmente più grande di tutte le altre squadre di livello, ha preso anche Aquino adesso dal Brissero, quindi diciamo che non si accontentano mai, probabilmente proprio la profondità della rosa ci è mancata, ma adesso stiamo rientrando tutti. E ci saremo pure noi fino alla fine. Ultima domanda al presidente, vi chiedo come preparerete le prossime partite? Beh, noi sempre così, cioè, noi l'anima i ragazzi la danno tutti, quindi pure se giochiamo in 8, in 9, quindi chi gioca contro di noi comunque se la deve sudare, questo fino alla fine, è il nostro motto fino alla fine campionato, poi si vedrà. Grazie a tutti, complimenti. Okay.